Veramente una squadra quadrata, non meritano secondo me i risultati negativi che hanno avuto nei match precedenti. Devo fare veramente complimenti alla squadra avversaria. Siamo stati sfortunati un pochetto, però alla fine abbiamo dovuto capitolare con le migliori occasioni. Durante la settimana lavoriamo tanto per cercare di arrivare all'ultimo secondo che possiamo crearci ancora occasioni per sbloccare le partite. Voglio fare un complimento al ragazzo loro che ha fatto un gol, ragazzi, che è difficile vederne in giro secondo me. E voglio fare complimenti alla mia squadra che non è una squadra, è una famiglia secondo me. Con questa... Dico sempre di piazzarsi al meglio possibile, abbiamo penso le possibilità e le potenzialità per arrivare nella posizione che ci potrebbe competere, sperando che sia la prima. C'è da fare anche un'annotazione che ci sono delle ottime squadre dentro a questo campionato. Il Fonte Meravigliosa gioca benissimo, il Campoverde è una squadra solidissima in difesa, quindi dobbiamo essere bravi noi. Abbiamo 6 punti in più dell'andata, quindi dobbiamo vedere in avanti. Dobbiamo vedere in avanti e dobbiamo capire che stiamo andando meglio del girone d'andata.